rosa, rosis, rosarum, rosis. Sto pensando troppo. Pensate, guardando queste bellissime piante di rose, ho avuto un ricordo del passato di quando si declinava durante l'ora di latino, si declinava il sostantivo rosa rose. Adesso però abbiamo altre cose che ci interessano e in questo momento io sto pensando all'effetto terapeutico che hanno i profumi su di me, cioè quando io sono particolarmente in ansia, sono presa dal lavoro, a volte proprio mi prendo dei minuti per fare 4 passi qui all'aperto e assaporare il profumo dei fiori. In questo periodo, che è il mese di maggio, nella mia azienda ci sono delle bellissime piante di rose che, devo dire con orgoglio, sono rose che mi sto potando io e che sono partite da dei piccoli pezzettini di rametti messi a terra, accuditi durante l'inverno e poi rinterrati nella fase durante il periodo primaverile. Queste rose molto probabilmente hanno trovato un terreno particolarmente adatto alle loro esigenze, sono in una posizione soleggiata ma non durante tutto il giorno e mi ripagano con questa bellissima fioritura. Pensate che addirittura alla fine dei pranzi, dove a volte mi chiedono il dolce di presentazione, io prendo dei boccioli di rosa fresca, li passo sotto l'acqua e li metto a completare il piatto e la decorazione dei dolci, che ovviamente sono apprezzati anche secondo l'aspetto, anche osservando l'aspetto estetico. Ovviamente qui a Val Grande però noi non prepariamo solamente i dolci, ma ci sono anche tutte le altre preparazioni, come le paste fatte in casa. In questo momento paste ripiene con le erbe di stagione, stanno già arrivando le prime zucchine che noi andiamo a proporre nei nostri antipasti e poi, come già fatto in altri momenti durante il corso dell'anno, stiamo in questo momento riproponendo anche gli Oca Burger assieme ad altre preparazioni a base di carne. Sono già arrivate anche le fragole che andiamo a proporre al naturale o condite in diversi modi. Se siete curiosi quindi, prima di tutto, di venire a vedere le mie piante di rose, ma anche ad assaggiare le nostre preparazioni di cucina, io vi invito a venirci a trovare e lo potete fare sempre rispettando la solita modalità, quindi prenotando il vostro tavolo attraverso i contatti tra le pagine social dove siamo presenti o tra le pagine del nostro sito, oppure anche attraverso una semplice telefonata. Per il momento io continuo la mia passeggiata e l'esplorazione soprattutto delle mie piante e vi auguro una buona settimana. Ciao!